Ingrediente della cucina siciliana, Il il finocchietto. finocchietto selvatico da raccogliere nei campi perché cresce spontaneo. In quale periodo? In questo periodo, aprile, maggio, anche nell'inverno, però ora è il suo periodo perché è tenero, Fino a primavera inoltrata. inoltrata, sì. Ecco, guardiamolo da vicino, si riconosce facilmente, soprattutto anche per il profumo intenso che emana. Adesso lo andiamo a raccogliere, ne raccogliamo un bel po' perché vogliamo realizzare tante ricette. Andiamo a cercarlo. Scendiamo. Ecco, Si nasconde sempre un po' tra l'erba, quindi bisogna proprio cercare e individuarlo ed essere muniti di un coltello. ecco, Andiamo già a scartare i rametti più teneri? sì, sì, Una volta raccolto il finocchietto va ulteriormente pulito, eliminando la parte di gambo finale che è un po' più dura e poi si deve cuocere. sì, si deve cuocere in abbondante acqua, un pochino di sale. Quando è cotto si fa raffreddare e si va a scolare. Quando è bello asciutto si può iniziare a fare qualcosa come la pasta col finocchietto con le acciughe o la pasta con le sarde. Si possono fare le frittelle o un pesto, che si fa la pasta col pesto di finocchietto. Il pesto è un condimento perfetto per la pasta, ma è anche facile da realizzare perché basta frullare il finocchietto con gli ingredienti tipici di un pesto, ad esempio aglio, pinoli, oppure mandorle, pecorino siciliano e olio di oliva. Già è un bel piatto. Invece le frittelle come le facciamo? Le frittelle le ho fatte già, l'ho fatto bollire e poi l'ho fatto a pezzettini, tutto a pezzettini. E ho messo uovo sbattuto e un po' di formaggio. E si fa una bella pastella e abbiamo realizzato le frittelle di finocchietto. Che si friggono E a sono cucchiaiate, buone e si molto friggono a facili. cucchiaiate. Sì. È un piatto saporito e, e naturale. È anche economico perché Certo, è un ingrediente il che finocchietto cresce non costa spontaneo. niente, basta andare in campagna A chilometro zero. e si raccoglie il finocchietto. Un po' di pazienza per pulirlo, si cuoce ed è pronto e si fa qualsiasi ricetta una a Ma piacere. si mangiava spesso una volta in tempi un po' più di povertà, Ma certo una volta nemmeno lo trovavano, perché perché andava a ruba. una volta non è che i terreni erano tutti così, con tutte queste erbe o tutti questi finocchietti, erano tutti puliti e ognuno andava a raccogliere quello che trovava. Ora si trova in abbondante perché non lo cerca più nessuno, ai giovani d'oggi oramai pure non piace, perciò ecco l'abbondanza c'è. Dobbiamo valorizzare nuovamente questo ingrediente, lo andiamo a Sì, cucinare magari con altri ingredienti di stagione, ad esempio le fave fresche. sì, sì, con le fave, fave e piselli insieme. Ci dirigiamo in cucina adesso. Certo, ora andiamo a casa, cominciamo a lavorare.